Verona ha tutte le caratteristiche per essere considerato uno dei centri di eccellenza di cardiologia in Italia e a livello europeo. Unità di cardiologia dell'azienda ospedaliera di Verona tra i protagonisti di un importante corso di formazione che si svolgerà tra pochi giorni in Francia. Presenti dal 21 al 24 maggio nella capitale non solo il direttore Flavio Ribichini, ma anche alcuni tra i giovani specializzandi e dottorandi che studiano e lavorano nel polo ospedaliero veronese e che presenteranno i risultati delle loro ricerche. La settimana prossima si terrà a Parigi, come da 30 anni, il corso congresso della Società Europea di Cardiologia Interventistica. È un corso che nacque a Tolosa molti anni fa, quando la cardiologia interventistica incominciò a fare passi accelerati verso la modernità che viviamo oggi con il trattamento endovascolare delle malattie cardiovascolari. Un corso che riunirà cardiologi, specialisti e tecnici sanitari, estremamente importante soprattutto per i giovani colleghi, dice Ribichini, che in tutto il mondo trattano quotidianamente le patologie cardiovascolari, quelle congenite su pazienti giovani, quelle degenerative su individui maturi e anziani. Fondamentalmente in questi anni la crescita della cardiologia interventistica è basata sugli sviluppi di trattamento endovascolare dei difetti strutturali del cuore. Questi trattamenti si incominciano ad allargare sempre a una popolazione più estesa, non solo ad alto rischio, ma al rischio intermedio e rischio basso. Guardando all'oggi ma anche al domani, come inducono a fare i giovani professionisti che lavorano nell'azienda ospedaliera veronese. Loro sono un motore, una spinta continua a non fermarsi mai.